Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora so che lo stavate aspettando da molti. Oggi giochiamo contro Beth Harmon, la protagonista di The Queen's Gambit o la regina degli scacchi, una serie televisiva Netflix che tra l'altro non ho ancora visto, me l'avete detto in 19.000, l'hai vista? Non l'ho ancora vista e dovrò avere tempo e voglia. Non ho Netflix, non ho la TV a casa, mi piace fare più le cose attivamente piuttosto che sorbirmele passivamente, quindi boh, al massimo mi leggerò un riassunto di di questa serie. Tra l'altro chi l'ha vista mi ha detto che parla poco di scacchi, c'è molta trama dietro, soprattutto mi hanno detto che si vede lei che fa 3-4 partite e in 4 partite diventa maestro di scacchi, quando noi sappiamo che la strada in realtà è molto ma molto più lunga. Ovviamente è un film, quindi ci sta che non sia totalmente corrispondente con la realtà. Allora, vediamo un po' di giocare contro di lei che ha 8 anni, cosa sarà l'età? Sì, presumo sia l'età. 800 elo. Vai. Amichevole, sfida... Sfida amichevole assistita che è consentito ritirare 3 mosse e ricevere 3 aiuti. Sì, funziona così. Sfida, nessun aiuto di alcun tipo. Via, noi siamo seri ragazzi. Hello, let's start. Posso chattare con Beth? No, non posso. Ah, vado giù cattivo, Beth. I have studied the Queen's adesso te lo faccio il Queen's Gambit. Tac. Ti ho gambizzato. No, gambizzata è un'altra cosa. Molto più brutta in realtà. Gambizzare, ok, allora potrei... ci sono le freccine! Quanto sono felice ragazzi quando ci sono le freccine. Facciamo che me la gioco tranzollo, tranzollo. Ok. Ok, posso anche capire questa tua mossa. Posso anche capirla. Adesso potrei giocare un alfiere G5 seguito da E3. Perché tu alla prossima mi vuoi fare questa, no? Dato che adesso mi minacci questo pedone attivamente con 2 pezzi, ti vorrai sbarazzare di questo mio cavallo che è un pezzo difensore tramite questa semplice manovra. Quindi faccio uscire l'alfiere camposcuro così non c'è rogne, poi spingo tranquillamente 3 e poi ti catturo qui, ti faccio tante cose belle. Ok, credo che non abbia controindicazioni. Bet, bet, bet. Adesso faccio il figo perché c'ha 8 anni. Ne riparliamo fra un po'. Ma tra l'altro è tratto da una storia vera, una storia non vera, ragazzi. Ditemi un po' perché non... veramente non so nulla. So che lei si chiama così e basta. Questa è l'unica cosa che so. Adesso spingo qui così è costretto a catturare praticamente. Ah, non cattura. Bet, bet, bet. Catturo. Ok, sì, beh, non penso che i computer sappiano sempre imitare molto bene il gioco di un essere umano. E allora ragazzi, allora andiamo giù cattivi. Andiamo giù aggressive, facciamo così. Ok. E poi mi piacerebbe tanto provare a mattarti così. Dici che la vede? Se la vede, cambiamo le donne e mi rompe le balls, però voglio provarla. L'ha vista! No, l'ha vista, non posso più mattare, no. Cambieremo le donne, no. Si riapre tutto, signori, si riapre tutto. Attenzione, attenzione, minaccia su questo, scacco, attenzione, attenzione. Bene, donna F3 con minacce minacciose. Dico bene, fatemi vedere. Queen F3. Eh no, c'è sotto sto pezzo. Però tu perderesti la torre. Però mi minacceresti la donna. Quindi Queen F3, Queen B3. Catturi, catturo qui. Non c'è veramente niente di meglio. Se catturo subito e vaffanbagno, per esempio, ho trovata. Catturo subito donna B3. Donna B3, se togli il re perdi la torre, se avanzi con E6 c'erano cose brutte. Ok, allora facciamo così. Aspetta, non voglio peccare di presunzione subito con mosse
che potranno rivelarsi errate. Vabbè, una torre qui potrà mai essere errata? No, anzi, anzi, donna qui, me lo sento, niente. Ma se io vado a promotion oppure faccio un bel arrocchello? Un bel arrocchello onestamente mi piace come idea. Mi piace... mm, tac, cattura qui. No, no, devo arroccare assolutamente. Assolutamente devo arroccare. Va bene. Andiamo a spingere. C'è la donna. C'è la donna che supporta. Quando c'è la donna, c'è la donna. Cavallo qui con cattura qui. Oppure con cattura d'alfiere lì. Se mette torre qui, catturo comunque sempre lì. Andiamo all'avventura, ragazzi. Protegge questo punto. E adesso che la donna non può intervenire, è il momento, ragazzi. È il momento. È il momento decisivo. La spinta che tutti noi stavamo aspettando. La spinta che tutti noi stavamo aspettando. Attenzione che c'è il matto. C'è il matto, sì, lo vedo. Tac. Il re non può uscire al di là perché c'è la torre qui. Posso fare il figo? Posso mattarti con la torre in promozione? Ui, quanto mi sento un figo! Va bene, va bene. How did you beat me? Let's play again. Andiamo al next bot. Attenzione, qui sei incattivita. Tra l'altro non vedo l'elo. 1200. Non male, non male. 9 anni, 1200, non male. E giusto per cambiare... No, andiamo sempre di Queen's Gambit. I don't think this is a good open. Ma come? Ma come? Non si chiama Queen's Gambit, ma tra l'altro non è un gioco a D4, C4. Ah, forse contro di lei non è buona perché lei saprà tutte le difese. Hai capito? Ma io non voglio giocarti proprio il Gambit, Gambit, Gambit. Basta infame, cosa vuole giocare? Vuole giocare B5 dopo la cattura. Hai capito quanto sei infamella? Sei infamella. Sei infamella. Me l'hai fatta, me l'hai fatta. Me l'hai fatta. Attenzione, si può catturare subito qua. Si cattura subito qua e lo si fa. E lo si fa. Spinta ai 5, niente, non fa paura. Arrocco lungo fa abbastanza paura, però in teoria adesso io ti cambio sto alfiere perché mi ha già rotto 3/4. Non vi dico di cosa, ma 3/4 li ha rotti e va bene, giochiamocela così. Se mi vieni qui posso indietreggiare anche con l'alfiere, non mi faccio troppi problem. Ok, meglio così. Ok, mossa alquanto particolare, bet. Non ho capito onestamente, quindi ti arrocchizzo. Comunque i 1200 non giocano così, ragazzi. Ci sto giocando contro nella scalata e non giocano affatto così, a caso, muovendo torri a caso, non è vero. Comunque sia, posso arrocchizzare. Tac. Questa un po' mi disturba. Questa un po' mi disturba, mi rovina questo bellissimo... tac tac tac, poi c'è C6, vedi? Vedi che c'è sempre il trucchetto? Tac, 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 C6 e su C6... vedi che il trucco c'è ma non si vede? Te l'ho detto io. Quindi su questa spinta... Su codesta spinta dovrei semplicemente ritirare il cavallo in modo tale che posso spingere qua.
Però ritirando il cavallo c'è il tuo cavallo che viene qui. Questo è da calcolare, perché questa è fastidiosa. Tra l'altro apre anche l'alfiere. Tac. Se catturo per subito di pedone, mi ritrovo qui col cavallo sospeso che attacca la donna. La donna cosa può fare? Non può dare scacco, non può fare nulla. Può venire qui e una volta che la donna è lì, questo cavallo, vabbè, forse non è così male, però rischio di perdere l'arrocco seriamente. Rischio di perdere l'arrocco seriamente. Oh, se no, senti, io mi lascio catturare qui e vaffanbagno. Te lo dico. Te lo dico, Bet. Vedi, uno si fa tanti problemi. Un H3 così genuino. Glielo diamo? Un H3 genuino? Sì. Adesso ok. E cosa buona e giusta? Adesso E4 e caruccia. E4. E4 è caruccia. E4 è caruccia. Questa donna è un po'. Un po'. È un po'. E6 sarà una delle prossime. Vediamo cosa giocare contro E6. E6. Ma giocherò. Non ci sono cose fighe. Per il momento, almeno. O non le vedo, ma. Credo che non ci siano cose fighe. Quindi potrò giocare semplicemente. Da venerdì 27 a lunedì 30 arriva il Black Friday nell'Accademia di Matto Scacco. Inserisci in fase d'acquisto il codice BLACK15 e avrai il 15% di sconto su tutti i corsi. Boh, non vedo cose. Non vedo cose. Devo fare una mossa normale, come 4. E 6. Cavallo qui. E se gioco subito cavallo qui, la donna ha comunque abbastanza mobilità. Cavallo qui, donna qui e 4. Però se invece viene qui posso giocare. Beh, forse posso dar fastidio alla donna, che è cosa buona e giusta, anche se questo cavallo qui è molto forte. Oppure spostare il cavallo solo quando lui spingerà quella mossa lì. Quindi, nel frattempo che tutto ciò si realizzi, gioco a 3 in modo tale che quando cambierò il cavallo non ci sarà questa entrata di cavallo. Ma sì, gioco tranquillo, ragazzi. Gioco tranquillo. Mi ha spiazzato. Mi ha spiazzato. Adesso ti gioco cavallo qui. Ti spingo. Ok, bravissimo. Tac, vai via col tuo cavallo. Ora c'ho questa entrata qui interessante. Ho questa entrata interessante che per il momento non fa nulla. Posso giocare B4, alfiere B2. Ok. Oppure posso semplicemente tapparti tutto, qualsiasi cosa, con questa mossa qui. Con questa mossa qui sei abbastanza tanto tappato. Però tanto non la puoi fare lo stesso, perché su. Potresti giocare questa che mi costringeresti a giocare questa che non mi piace. Quindi tappami Levante, tappami se tu mi vuoi bene. Citazione che capiranno in pochi. Sì, cavallo qui penso sia corretta. Penso sia corretta. Mi fa solo paura ora, tac tac. Mi fa solo paura, però dopo cavallo qui F3. Facciamo un po' le persone serie. Facciamo le persone serie. Se gioco subito cavallo qui subito forse non va bene. Vabbè, dai, giochiamo questa. Ok. Cavallo qui, donna in H5 o semplicemente donna in F6.
Donna in F6, la fatemi fare questa, raga, la devo fare da troppo tempo. Se spingo, donna F6, tac, sposto la torre, va bene, va bene. Va bene così, B3, B3 così non gli scaturiamo neanche un C5. B3 semplicemente. Semplicemente B3. Ok, ha tolto la donna in modo preventivo e passivo, oserei dire. Adesso andiamo a creare un po' di scompiglio qui. Ok. Adesso questo cavallo qui è seriamente pericoloso. Seriamente pericoloso, motivo per cui mi costringi a prendere dei seri provvedimenti, tipo con questa. E su cavallo qui ti gioco F3, tu vieni qui e non penso non ci sia nulla di interessante. E se te la gioco subito F3, così, a gratis, te la gioco subito. Raga, sono in una posizione di attacco ma non posso attaccare, o non vedo un attacco buono. Tanto prima o poi una bella torre qui te la devo piazzare, però intanto mi piace chiuderti le possibilità di controgioco. Adesso c'è G5, presumo. Ok, questa mossa, c'era veramente questa mossa? Come può andare a finire? Come può andare a finire questa mossa? Va a finire che... Tra l'altro senza tempo si sta giocando. Va a finire che... Gioco... Gioco... Che cacchio gioco? Oh, ci sembra che ci ha protetto tutto. Cioè, vorrei fare tanto questa, ma è... c'ha tutti i punti protetti. Cioè, paradossalmente c'ha tutti i punti protetti. Gioco questa. Apriamo la colonna F per attaccare qui. Potrebbe essere una buona idea, aprire qui. E se spinge... Se spinge sono Kaiser, se spinge c'è il mio cavallo, quindi la farò, ho deciso che la farò. Andata. Catturo. Adesso c'ho anche un altro avamposto per un altro cavallo, quindi con doppia minaccia, ma tanto è... Sì, guadagnerei una torre, ma quei cavalli lì sono troppo forti per darli via per una torre. Adesso potrei pensare a tac, tac, manovre d'alfiere, gli intrappolo la donna. Sì, oppure c'è qualcosa di più veloce che adesso mi sta sfuggendo. C'è qualcosa sicuramente di più veloce che mi sta sfuggendo. Tac, tac, donna qui, cavallo qui e forse perde la donna. Fammi ricalcolare. F4 permettendo alla donna di controllare questo punto. F4. G5, a questo punto sacrificherà il cavallo su G5, sicuro come l'oro. Se non sacrifica, donna qui e cavallo qui. Oh, sembra che sia corretto, sembra, e poi tra il dire e il fare... Subito? Così? Posso fartela subito? Ok, te la faccio subito. Te la faccio. Giusto? Giusto. E adesso c'è questa, dove devi dare il tuo amato cavallo. Il tuo amato cavallo. Sai che non mi piace però se mi dai il cavallo, perché poi c'hai scacco. Allora, intanto facciamo così. Questa ce la prendiamo che è gratis. Poi, una volta che abbiamo preso gratis questa, mi piacerebbe supportare questa spinta
supportare questa spinta. In che modo? In che modo si può supportare questa spinta? Oppure semplicemente donna qui, però lui può venire col cavallo qua. Vabbè, se no ti faccio così ancora. A parte che adesso si è creato, ecco, forse serviva questo, a tornare lì con la donna, quindi vabbè dai, gioco così, tanto è una partita abbastanza vinta in teoria. Ok, tutto bloccato, tutto secondo i piani, devo bloccare sta donna, tac, sacrificio qui, e non lo voglio il sacrificio, quindi dovrei fare tac, tac, giusto? Però così c'ha lo scacco di cavallo qui. Che do balls. Mi tocca fare questa. O questa. Tanto è uguale. Ok. Adesso il cavallo secondo me sta meglio qua. Perché almeno così posso attaccarlo frontalmente, no? Quindi va bene qua. Ok, questo cavallo può andare qui, ma ci sarà prima donna qui, con l'idea di attaccare qui, al che tu giocherai, cosa giocherai? Giocherai cavallo qui per difenderti per foggia, quindi posso fare che la donna non c'ha case migliori, tipo qui. Vabbè, andiamo qui. O se no metto torre. Tac, ti sacrifico la torre, altra torre. Forse è meglio così. Torre. Esatto. Sacrificio di torre, cavallo, oppure vado semplicemente di donna. E tu non puoi difenderti da questa mossa, giusto? Dico giusto. Tac. Donna qui, fammi verificare per un'ultima volta. L'unica cosa che puoi fare è questa, ti prendi il matto. La donna qui non può andare che c'è il cavallo. In teoria, ragazzi, è matto o quasi, siamo molto prossimi. Può scappare qui, può scappare lì. Ok. Sì, forse ho sacrificato un po' la torre in modo sconsiderato. Adesso c'è questa. Oppure c'è scacchino, tac, perde anche il cavallo. Ok, così minaccio anche a questo punto. Ora, torre qui, in modo tale che entra anche lei all'attacco, poi scacchi e in teoria dovrebbe essere abbastanza tranquilla la situazione. Ok, questo non è un problema. Portiamo la torre giù. Ah, attenzione agli scacchi di donna. Attenzione agli scacchi di donna, che qui a fare troppo il figo succedono queste cose. Ah, se va subito giù mi fa un grande favore. Non è andato giù, quindi catturo con la donna. E ora. Non avevo considerato che la donna potesse andare qui. Se gioco così non va bene lo stesso. Beh, vado a promozione. C'è la donna intrappolata. Che bella posizione. Cioè, posizione da sogno, ragazzi. Posizione da sogno. Vado a prendermi una donna. No, quel pedone non era più protetto, no. Non era più protetto quel pedone. Beh, spingo, mi deve dare la donna. No, non ci sono scacchi, robe varie, no, No, ragazzi, maledetto. Ok. Maledetta. What? How? Mo te voglio. Mo te voglio. Amica Fritz.
Tac, tac e tac. Wow! E batte la bambina e la batte, la umilia ancora un'altra volta. Vabbè, dai, per oggi basta, ragazzi. Nelle prossime puntate andremo a sfidarla. I hate losing, hai ragione. A nessuno scacchista piace perdere. Ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuta, che continuiamo a sfidare Beth negli altri punteggi più interessanti, dove probabilmente mi bastonerà mica male. Alla prossima! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!